Fusti contenenti sostanze chimiche, vasche piene di liquidi che potrebbero percolare, se non l'hanno già fatto, nel terreno sottostante e rifiuti abbandonati. È una situazione ancora tutta da verificare, quella dell'ex Lametal di Oliero, sottoposta a sequestro dai carabinieri. Della vicenda è stato subito interessato il municipio e il sindaco Luca Ferrazzoli è stato nominato custode del sito. C'è stata una segnalazione per un'ipotesi di abbandono di rifiuti e quindi essendo vicini al fiume è stato sostanzialmente adottato un provvedimento e quindi un sequestro preventivo di natura penale per ricercare ovviamente gli autori di questa situazione che rischia di essere preoccupante, ma soprattutto per mettere in atto tutte quelle che sono le misure necessarie affinché non ci siano delle situazioni di pericolo per l'ambiente. Ecco cosa farà il comune, probabilmente già da lunedì. Ordinare al responsabile dell'inquinamento e in subordine alla proprietà di adottare tutte le misure immediate affinché non vi sia appunto un danno ambientale e poi ordinare ovviamente in seconda battuta quello che è il piano di bonifica, perché tutta quell'area lì dovrà essere bonificata. Il sequestro ha colto di sorpresa la comunità e anche l'amministrazione comunale. Dovranno essere fatti degli accertamenti ulteriori. Non dimentichiamo che si tratta comunque di un sito chiuso da anni, rispetto al quale risulta essere stato chiuso anche un fallimento, all'interno del quale c'erano perizie, c'erano valutazioni di vario genere, quindi diciamo per quanto riguarda l'amministrazione comunale siamo stati anche un po' colti di sorpresa rispetto a una situazione che non è stata fotografata come tale durante questi anni.